Io sono molto contento, è andato bene. Io ho sempre detto dall'inizio, bene fanno i commercianti a protestare anche contro la nostra amministrazione, l'ho detto in questi studi, un po' perché io con chi manifesta un'idea ho sempre simpatia, al di là di quella che sia, e poi perché è stato giusto, è stato un modo per diventare protagonisti del dibattito. L'ho incontrato molto bene, ho poi incontrato anch'io a Latere, insomma, il signor Bled Arzuttai, che è insomma, un po' l'animatore di questo comitato, che è arrivato a 61 commercianti. C'è stato questo incontro col sindaco, con l'assessore Marchiola, l'assessore Venanzi. Si sono trovate delle soluzioni che mettano d'accordo la spinta propulsiva verde per una città con una visione e insieme le esigenze fondamentali del commercio. È stato secondo me molto positivo. Chi ha protestato su queste iniziative è stato il centrodestra. I commercianti sono stati utilizzati dall'amministrazione per sostanzialmente seguire quelle che erano le indicazioni che noi dicevamo fin dall'inizio. Io sottoscrivo quello che Di Leonardo dice sul dialogo, ma il dialogo deve avvenire col centrodestra, che esattamente come sulla vicenda del patrocinio, sulla vicenda del commercio, fin da subito ha detto qual è la direzione. Il problema è che l'amministrazione, quando ha capito dopo che le nostre indicazioni erano vere, pur di non dire abbiamo seguito quello che il centrodestra ci diceva, ha detto abbiamo fatto quello che i commercianti ci dicevano. È chiaro a tutti che la marcia indietro e le nuove, diciamo, iniziative, i correttivi, non sono nati durante la riunione con i commercianti. Il sindaco, il vice sindaco e quelli che hanno partecipato alla riunione avevano già deciso i correttivi da approntare ed erano stato deciso, guarda un po', su quello che il centrodestra aveva suggerito.